Buonasera da Matera, dalla Tensostruttura. È appena terminata questa gara interessante e importante tra la Roller Matera e Puma Reggio. Siamo qui con uno, diciamo, dei componenti più forti, Pesavento, a cui chiediamo non un giudizio chiaramente sul risultato, ma su quello che era l'idea di come affrontare questa partita, vista anche la posizione in classifica di entrambe le società. Sicuramente sapevamo che dovevamo vincere per riattaccarci, diciamo, alla parte alta. Noi sinceramente avevamo preparato, sappiamo come gioca il Matera, sappiamo che pista è, il pubblico e tutto quello che c'è dietro. Spiace perché onestamente non abbiamo costruito male, non abbiamo giocato male, però ci è mancata sempre quella lucidità in fondo all'ultimo passaggio. Soprattutto faccio mia colpa soprattutto di questo. E niente, ora ci manca una partita, poi comincia il girone di ritorno e ora bisogna premere l'acceleratore più di quanto non lo stiamo facendo e unirci per tutto quello che stiamo facendo. Da spettatori abbiamo visto un bello spettacolo con un livello agonistico elevato, quindi credo che non dobbiate rimproverarvi assolutamente niente. Come si dice, ci sono delle giornate in cui la palla gira e magari gira un po' meno, quindi facciamo i complimenti a te, alla squadra, e il cammino è lungo. Grazie di esserci.